Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Ebbene signore e signori, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con la loggia del Lionello, ci troviamo nella ala est del comune di Udine, inquadrata una foto di Arturo Malignani, perché quest'oggi si ricorda la prima accensione avvenuta qui a Udine, proprio grazie al grande inventore e ingegnere friulano che per la prima volta portò da queste parti l'illuminazione pubblica e non solo. Va detto che Udine fu la terza città a livello mondiale a dotarsi dell'illuminazione pubblica, addirittura poco dopo Milano. E allora sta per cominciare la cerimonia, come vedete stanno arrivando anche i componenti dell'amministrazione comunale per avviare, come detto, questa cerimonia in ricordo di questa bella giornata. Le luci sono già splendenti, la giornata è leggermente umida, però insomma la gente chiaramente non c'è presenza di pubblico per un semplice motivo, perché siamo, come si dice, in zona arancione, dunque non è permessa la presenza di pubblico, ma è una cerimonia limitata esclusivamente a pochi intimi, come si dice in questi casi. Gli ultimi dettagli per quanto riguarda la posizione della location dove inizierà tra poco la cerimonia, atteso anche il sindaco Pietro Puntanini. E allora vediamo se riusciamo innanzitutto in attesa di iniziare magari a sentire due battute. Approfittiamo anche per fare una panoramica sulla città di Udine, via Mercato Vecchio con la gente che comunque c'è. Prendiamo al volo proprio Ugo Falcone del comitato, insomma, dell'associazione Quintino Sella. Allora Falcone, ci vuoi raccontare perché nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce perché Arturo Malignani è uno dei più grandi inventori, imprenditori e antesignani, insieme a Guglielmo Marconi, Ettore Majorana, tanti personaggi illustri che la scienza italiana ha dato, precursore di scoperte che poi hanno fatto la storia della scienza. In questo caso lui ha perfezionato col sistema del geretaggio lo svuotamento, no? Perché le lampade a fine 800 si annerivano e poi c'era il problema della durabilità del filo di incandescenza, e quindi Arturo Malignani ha poi brevettato questo nuovo modello di svuotamento del geletaggio, l'ha presentato alla Edison italiana, che poi la Edison italiana l'ha ceduto alla Edison di Thomas Edison statunitense, che tra l'altro lui ha conosciuto Arturo Malignani. È andato proprio a New York, se non ricordo male, a incontrarlo, si sono conosciuti e ha ceduto il brevetto. Addirittura nell'esposizione universale del 1900 il brevetto è stato successivamente migliorato e presentato, ecco, anche perché nel frattempo il brevetto era stato ceduto anche alla Società Nazionale Francese. Chiaro. Quindi capite che solo questo fa capire l'importanza di Arturo Malignani, ma poi lui, come anche il Circolo Culturale Quintino Sella, che io presiedo, come Quintino Sella è stato un intenditore di minerali, alpinista, ha sperimentato tutto. La dottoressa Bonan ricostruisce nel suo libro la storia delle centraline elettriche di Udine. Tutte conoscono quella delle Grazie, ma la dottoressa Bonan giustamente riscopre tutte le altre centraline al quale ha lavorato. Poi possiamo parlare anche delle dighe che ha fatto nel Tarcentino, tante altre. Cioè, parlare di Malignani ci vorrebbe un anno. La tranvia, tanto per essere chiaro. Un corso monografico. Certo. Io auspico che sia nelle scuole che nelle università si ritorni a parlare di storia del Friuli, di storia della scienza, degli scienziati italiani, degli scienziati friulani. Questo è fondamentale, perché la scienza insieme
all'ambito umanistico non dobbiamo pensarli come compartimenti stagni, ma dobbiamo considerarli come settori che possono tranquillamente dialogare. Abbiamo bisogno delle fonti archivistiche, delle fonti bibliografiche, l'archivio per fortuna è ancora conservato dalla famiglia Malignani, e quindi tante altre cose si trovano in giro per gli archivi statali, perché comunque Arturo Malignani fu in corrispondenza con i maggiori scienziati e personaggi illustri dell'epoca. Ricordiamo che muore nel 1939 proprio alla vigilia praticamente della seconda guerra mondiale. Grazie a Ugo Falcone, lo lasciamo che si prepari per quanto riguarda questo appuntamento. Allora, la loggia chiaramente abbiamo detto si sta riempendo. Per quanto riguarda la cosa, si sta riempendo, siamo in diretta, dicevo, la loggia si sta riempendo, chiaramente rispettando i canoni dei DPCM. Ci scusiamo ogni tanto, ma qualcuno fa fatica a capire che sei in diretta, allora ti devono magari a chiamare. Qui dovrebbe essere un'altra... Lui non avrebbe potuto probabilmente esprimere questo suo talento e realizzare quello che ha realizzato. Allora attendiamo un attimo che venga vicino anche il nipote. Vieni pure vicino, siamo in diretta un attimo. Allora, scusatemi, quello della diretta è questo. Trovare delle persone che dicono sì, va bene, diamo tempo al nipote di Arturo Malignani di discorsi per quanto riguarda la cosa. Chiaramente i colleghi sono, come si dice. Buongiorno, buonasera a lei, siamo in diretta, buonasera. Allora, una grande emozione partecipare a questo evento. Sì, sicuramente. Una cosa importante, una cosa bella. Ringrazio il Comune di Udine per aver pensato a questa cosa, a questa commemorazione interessante e importante per un avvenimento che appunto come dicevo prima, adesso conta particolarmente perché siamo in un momento buio e parlare di luce è una cosa bella, è una cosa che forse dà un po' di speranza. Speriamo che nonostante tutto questo momento passi e si possa veramente tornare a vivere nella luce. Io lo vedo un po' così questa commemorazione, perché in fondo è un 132esimo, 133esimo anniversario, quindi non è una cifra tonda, però potrebbe essere interpretata in questo modo. Poi mi permetta soprattutto da dire che Arturo Malignani è conosciuto fuori dai confini della sua patria e magari un po' meno all'interno della piccola patria. Sì, sicuramente, ma non è mai stato, come tutti i perfezionatori, non è molto conosciuto, soprattutto fuori, all'estero. Io vedo anche, fanno delle trasmissioni televisive anche importanti in cui non si parla mai di Malignani, si parla di Edison come se fosse l'inventore della lampadina definitiva. In realtà non è così, Edison inventò la lampadina, ma non funzionava male. È sempre stato così, i perfezionatori, anche forse giustamente, passano meno alla storia degli inventori. E questi appuntamenti servono proprio per questo, per mantenere viva, anzi mi permetta, accesa la lampadina della storia. Esatto, la lampadina che come abbiamo detto quest'anno è anche di speranza. Bene, grazie. Prego. Allora, continuiamo, a minuti arrivare il sindaco, noi ci spostiamo un attimo giusto per trovarci anche in una posizione, ripetiamo, siamo in attesa anche che l'amministrazione comunale arrivi, d'altronde il bello della diretta è anche questo, ne approfittiamo per fare una panoramica sulla loggia. Molto belle le parole da parte dell'erede, anzi molto belle le parole da parte del nipote di Arturo Malignani che insomma ha dato il suo contributo per quanto riguarda questa serata. Abbiamo sentito Ugo Falcone, ripetiamo, siamo in attesa dell'arrivo del sindaco per poi iniziare la cerimonia. Sperando che arrivi prima che la batteria ci saluti. Ancora una bella panoramica su via Mercato Vecchio. C'è un po' di movimento, sono le 17. Noi tra poco concluderemo questa
diretta, realizzeremo comunque anche un servizio che andranno in onda nell'edizione del Linea Notte. Dicevamo appunto, siamo in attesa. Vediamo un po' tutto il resto, lo facciamo davanti. Eccoci qua di nuovo. Oh, vediamo, scusate, ma c'è un po' di confusione, mi devo spostare un attimo perché c'è un po' di confusione e allora non ti lasciano finire la telecronaca. Io direi che per il momento è tutto, chiudiamo qui questo appuntamento live dalla Loggia del Lionello di Udine in occasione dell'anniversario dell'accensione della prima lampadina di illuminazione pubblica, la terza città al mondo dopo Milano e la seconda in Italia, Udine. E con questo anche per ricordare il genio di un grande friulano, di un grande inventore come Arturo Malignani. E come si dice dalla lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Vi diamo appuntamento come sempre alla prossima edizione del nostro audio-video giornale intorno al poco prima di mezzanotte per quanto riguarda insomma le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.